Vogliamo capire l'Italia? Partiamo dalla Liguria, una regione che ha avuto il picco di abitanti poco meno di 1.900.000 nel 1973 e che è stata la prima ad avere un saldo di natalità negativo bilanciato inizialmente con l'immigrazione da altre regioni. Poi però l'economia ligure è diventata meno dinamica. Dall'80 in poi il problema dell'industrializzazione si fa più forte perché sia successo non è chiarissimo. C'è chi parla di una diminuzione di alcuni vantaggi competitivi legati ad avere un porto vicino. E poi sicuramente c'è stata la crisi delle partecipazioni statali. Negli anni 2000 la tendenza alla diminuzione della popolazione ha rallentato, ma gli abitanti hanno continuato ad andare via dalla Liguria. Oggi l'economia ligure si basa in maniera preponderante sul turismo. Maurizio Conti analizza questo tema nel suo studio La Liguria è ancora una regione del nord. In economia la ricchezza di un'area locale dipende da quella che viene chiamata produttività del lavoro, quanto valore viene creato da un'ora lavoro. Il turismo è strutturalmente incapace di incrementare la produttività. Quanti clienti riesce a servire un cameriere era lo stesso 50 anni fa, 30 anni fa, 10 anni fa, oggi e lo sarà tra 20 anni. Da questo punto di vista, i salari e quindi i redditi dei lavoratori nel turismo sono strutturalmente più bassi rispetto a quelli dell'economia nel suo complesso, un 60-70% più bassi in Liguria, che è enorme. Se c'è un boom nel settore turistico, dovranno venire magari più lavoratori pagati poco. Chi ci guadagnerà? I detentori dei fattori scarsi, l'accesso al mare, l'albergo già presente, le seconde case. Perché crescano i salari nel turismo devono crescere gli altri settori economici che attraggono lavoratori, generando un incremento anche nei salari del turismo. Insomma, da regione come la Liguria non può puntare solo sul turismo. Se lo fa, tra 20 anni ci troveremo una quota ancora più alta del PIL prodotta nel settore turistico, salari ancora più bassi rispetto a quelli che prevarranno nel nord e una popolazione mediamente più povera. Non sto dicendo che in Liguria chi abbia un posto di lavoro stia male, il punto è che vengono creati posti di lavoro a basso valore aggiunto e poi c'è il tema che abbiamo davvero poche grandi imprese innovative. L'unica possibilità è cercare di concentrare tutte le politiche possibili per una reindustrializzazione, ma intesa in senso lato, cioè non è solo manifatturiero, è energia, servizi ad alto valore aggiunto. Non è facile però, non è facile, perché di solito quando le aree locali entrano in declino è poi difficile invertire.